Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, l'unica cosa buona della sinistra, stavo per dire dell'estrema sinistra, ma ormai quell'aggettivo è un orpello, è che ha dei momenti in cui si rivela per quello che è, cioè confessano da soli quello che hanno in mente se li lasci parlare. E in questo caso ci riferiamo a un esponente di spicco della sinistra transalpina, della sinistra francese, cioè la sinistra che c'è scavalcate le Alpi, che tra l'altro è un modello a cui guarda tutta la sinistra continentale, no? La sinistra di Mélenchon, che ha ormai ampiamente scavalcato i socialisti e si dichiara proprio senza complessi un cartello islamogoscista, no? In nome di una masochistica ideologia woke, quindi è un po' il modello di riferimento anche di Ellie e dei suoi soci, no? E questa esponente si chiama Clémence Guettet, e non è l'ultima arrivata, neanche la penultima. È una deputata appunto della France Insoumise di Mélenchon, è vicepresidente dell'Assemblea nazionale e è copresidente dell'Institut Labotier, il think tank del partito di Mélenchon, quindi un dirigente di primo piano della France Insoumise, addirittura un prestigioso incarico istituzionale, vicepresidente dell'Assemblea nazionale, ed è sostanzialmente colei che elabora la linea culturale della sinistra mélenchoniana. Ebbene, questa signora, durante un dibattito all'Assemblea nazionale che affrontava diciamo la possibilità di imbastire una legislazione per contrastare il fenomeno dei matrimoni fraudolenti o combinati, cioè quei matrimoni che giudicano la volontà e il consenso della donna un orpello, no, reazionario da rimuovere, perché poi era questo il tema, e il tema si pone perché non in tutte le culture il consenso, la dignità della donna come essere autonomo e pensante è riconosciuta. E quindi, essendo la Francia già un ormai frullato multiculturale che ospita varie comunità diffuse sui territori, incredibilmente questo problema si pone. E voi direte, beh, da sinistra ovviamente ci sarà un'opposizione ferma a questo tipo di pratica barbara dei matrimoni combinati. Ma va, l'onorevole Guettet ha approfittato del dibattito sostanzialmente per difendere le culture di provenienza, le culture di riferimento di queste comunità che non vanno schiacciate su quell'anticaglia, no, della cultura, diciamo, liberale, laica europea. E poi la rivelazione, la perla involontaria, la confessione. Virgolettato della vicepresidente dell'Assemblea nazionale, vorrei che tenessimo focalizzato questo aspetto. Un francese su 3 ha un legame con l'immigrazione. Riponete pure le vostre ultime strategie di sopravvivenza per preservare i cosiddetti francesi nativi, i bianchi. Avete già perso. Guardate che in questa frase agghiacciante c'è tutta l'agenda culturale, tutta l'agenda, ahimè, politico-culturale della sinistra europea e occidentale, temo, del nuovo millennio. Cioè, anzitutto imposta questa questione come una battaglia tra chi difende la nostra tradizione, la nostra cultura, la nostra identità, e chi invece le vuole sbaraccare e dà sponda a chi le vuole sbaraccare. Si appoggia poi sul dato demografico, che ahimè, secondo tutte le proiezioni andrà in crescendo, andrà a favore di quelli che la pensano come la Guettet, e ci dice chiaramente che i cosiddetti francesi nativi, i bianchi, hanno perso. Tra l'altro lei è tecnicamente una francese nativa bianca, ma come dire, con un linguaggio che rimanda a pagine tristi della storia francese, potrebbe essere identificata come una collaborazionista di chi vuole cambiare il volto del suo paese e del nostro continente. Ma in ogni caso la signora ci informa che i bianchi hanno già perso. C'è una battaglia e noi bianchi abbiamo perso. E la signora si felicita di questa cosa, a parte l'uso da parte loro, come sempre, dello stilema razziale per cui è il colore dell'epidermide a definire le persone. Il problema è appunto la cultura che c'è dietro. Cioè, questa signora che si dichiara appartenente alla gauche
si rallegra del fatto che la secolare cultura francese sta perdendo e perderà. E quindi lei che Francia immagina? Cosa ne sarà della laicità, dei valori della République, della libertà individuale, dell'autoaffermazione delle donne, della separazione tra peccato e reato? Che ne sarà del laicismo francese con cui costoro si sono riempiti la bocca fino all'altro ieri, in un quadro in cui quelli che culturalmente si riferiscono a questa cultura saranno in minoranza. Che ne sarà? Non so se abbia intenzione di avere dei figli, delle figlie, ma insomma delle prossime generazioni. Con che paese si troveranno ad avere a che fare le prossime generazioni di francesi? Con quello che sogna e anzi che lavora per realizzare la sinistra francese, un paese in cui lo dicono loro, della vecchia Francia, quindi della vecchia Europa, non ne è più nulla. Queste parole ricordate nell'anniversario della nascita di Oriana Fallaci, un'altra donna straordinaria in questo caso, che ha tenuto accesa la fiammella della libertà e che parlava di rischio Eurabia, dopo pochi anni purtroppo Oriana ancora una volta aveva ragione. Eurabia è qui e il carro di Eurabia lo guida festante la sinistra.